Si scrive Green Deal e si legge Nuovo patto per il Cadore. L'obiettivo è costruire il domani, decidendo insieme quale strada percorrere per riaccendere lo sviluppo del territorio. Idee e progetti di sostenibilità, inclusività e digitalizzazione. A pensare il Green Deal è stata la magnifica comunità di Cadore, forte dei suoi 22 comuni delle valli e della sua secolare storia. È proprio sull'identità e consapevolezza di appartenenza ad una comunità che si vuole superare tutti insieme l'attuale situazione e proiettarsi verso il futuro. Nella sala della Magnifica 250 partecipanti si sono dati convegno online discutendo le loro idee presso i 14 tavoli tematici. Si è così passati alla fase attuativa e il progetto assume le idee per prendere sempre più forma. Oggi con l'inaugurazione di questa fase operativa del progetto devo dire che mi sento veramente orgoglioso della risposta che abbiamo avuto, una soddisfazione di tutto il lavoro fatto in questi mesi che oggi con la risposta, con la partecipazione anche rispetto ai tavoli di lavoro ci rende orgogliosi appunto del lavoro fatto. Le tante idee e progetto, e ce ne aspettiamo tante anche di interessanti, che usciranno da questi tavoli di lavoro andranno a far parte del cosiddetto piano di crescita, piano strategico di crescita per un Cadore 2030, per il Cadore di domani. La Magnifica dovrà un po' sovraintendere alla realizzazione di queste tante idee. Sarà sicuramente il soggetto che vigilerà su cosa faranno gli altri. Anche in questo caso gli attori saranno i principali protagonisti del sistema territoriale, dalle istituzioni pubbliche a quelle private. Ognuno per la sua parte avrà il compito di mettere in pratica questo. Ma non solo loro, io sono convinto che anche i singoli cadorini dovranno prendere in mano il proprio futuro e alcune delle idee che usciranno non saranno progetti diciamo fisici, ma saranno progetti di prassi, di come vivere, di come riuscire a far conoscere e a trasmettere, a comunicare la sostenibilità della montagna cadorina.